Il Comitato Assistenza Malati Tigullio conclude il tour della sanità con un documento condiviso. Le proposte recepite dal piano sociosanitario della Regione vanno attuate. Giovedì a Chiavari incontro pubblico con l'assessore Viale. Accogliere i migranti con la virtù della prudenza. L'appello del Papa al rientro dal viaggio apostolico in Svizzera. Il compito delle chiese, ha detto Francesco, è lavorare per la pace. Le famiglie iscrivano i propri bimbi all'asilo Merello in modo da garantire l'apertura a settembre e la risposta del sindaco di Zoagli che assicura l'impegno per salvare la struttura. Presentato il programma di festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo. Quest'anno il tragitto della processione è variato per i lavori in corso, valorizzato il percorso al santuario. Parte da Chiavari l'edizione 2018 di Goletta Verde, la campagna di Lega Ambiente punta alla tutela della costa e alla sensibilizzazione sui temi del mare. Buonasera ai telespettatori di Tigullio oggi. I temi della sanità in apertura nel nostro telegiornale. Si è concluso il tour promosso nel comprensorio dal Comitato Assistenza Malati Tigullio. Nel corso di 7 incontri sono state recepite le istanze del territorio, riformulate e riassunte in un libretto. Ieri sera all'Hotel Stella del Mare di Chiavari la serata conclusiva in cui è stato posto in risalto il ruolo dei sindaci nel percorso che mira ad avere una buona qualità dei servizi su tutta l'area di pertinenza della ASL 4. Vediamo. Un viaggio sul territorio per condividere un progetto sulla sanità nel Tigullio. Il Comitato Assistenza Malati Tigullio lo ha promosso a partire da gennaio con 7 incontri dislocati in varie zone del territorio. Si è partiti da Chiavari, dove è stata lanciata la proposta da amministratori e operatori del settore. Le tappe successive hanno toccato la Val Fontana Buona con l'incontro a Calvari, la Valle Sturla e la Val Graveglia a Carasco, per poi spostarsi in Val Petronio e Sestri Levante. Infine il Tigullio occidentale con Santa Margherita Ligure e successivamente Rapallo. L'intenzione degli organizzatori è stata quella di recepire le istanze del territorio nella sua estensione e diversità per arrivare a redigere le proposte concrete che valorizzino quest'area decentrata rispetto al capoluogo Genova, ma non per questo meno importante. Ho questa sensazione che nelle stanze dei bottoni non si voglia sviluppare, non si voglia migliorare la sanità in periferia, che si voglia accentrare nel capoluogo, e questo non va bene. Noi abbiamo lavorato, ci siamo dati da fare, raccogliamo fondi, ci battiamo eccetera eccetera e vogliamo migliorare la sanità qui nel Tigullio, perché da Genova alla Spezia ci vuole una buona sanità nel Tigullio. Ne è scaturita una pubblicazione che sostanzialmente rimarca quella che il Comitato aveva lanciato con un incontro pubblico nel 2015, ripresa dal piano sociosanitario approvato dalla Regione Liguria nel 2017. A rafforzare il documento la coesione di intenti tra più realtà del territorio, incontrati in questi mesi con capofila i sindaci del Tigullio. Il tema di questa sera è stato: i sindaci sono una parte importante per la difesa della sanità nel nostro Tigullio, quindi bisogna che si impegnino. Noi ci rivolgiamo ai sindaci affinché facciano sentire la loro voce nella conferenza dei sindaci e in regione, indipendentemente dal partito a cui appartengono. Qui non ci sono partiti, i malati non hanno partito, sono ammalati, quindi vanno aiutati, e per aiutare i malati ci vuole una buona sanità. Per una buona sanità ci vogliono delle buone strutture, ci vogliono dei buoni medici. Questo è quello che chiediamo. Intanto giovedì prossimo alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari i contenuti del nuovo piano sociosanitario regionale saranno illustrati ai cittadini nel corso di un incontro pubblico. Saranno presenti l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale e la direttrice generale dell'ASL 4 Bruna Rebagliati. Il dibattito avrà come tema come cambierà la sanità nel Tigullio con l'applicazione del nuovo piano sociosanitario 2017-2019. Voltiamo pagina, un viaggio apostolico all'insegna dell'incontro. Così Papa Francesco ha definito il suo pellegrinaggio ecumenico in Svizzera in occasione dei 70 anni del Consiglio Mondiale delle Chiese. Sul volo di rientro dal pellegrinaggio a Ginevra il Papa ha parlato con i giornalisti di immigrazione, dialogo ed ecumenismo. I diritti umani sono in crisi, bisogna dare forza al diritto alla speranza. Queste alcune delle sue parole. Vediamo. Dirò, c'è una parola comune, incontro.
È stata una giornata di incontri. È un bilancio positivo quello che Papa Francesco traccia della giornata di preghiera, dialogo e appunto incontro ecumenico vissuta in Svizzera in occasione dei 70 anni del World Council of Churches, il Consiglio Mondiale delle Chiese. Diversi i momenti vissuti che il pontefice ripercorre durante il viaggio di ritorno verso il Vaticano. In aereo il Papa risponde anche alle domande sui temi di attualità come quello dell'immigrazione e dei rifugiati. Francesco ribadisce ancora una volta i 4 criteri che devono essere adottati nel gestire l'importante flusso migratorio in atto: accogliere, accompagnare, sistemare, integrare, e sottolinea che ogni paese deve fare la sua parte secondo le proprie possibilità. Un paese deve accogliere tanti rifugiati quanti può e quanti può integrare, educare, dare lavoro. È una cosa, questo direi è il piano tranquillo, sereno dei rifugiati. Il pontefice, elogiando la generosità di paesi come l'Italia e la Grecia, ma anche la Turchia, il Libano e la Spagna, ha messo in guardia sulle crudeltà inenarrabili che arrivano da quelle che lui stesso ha chiamato le carceri dei trafficanti, e insiste sul fatto che i governi debbano mettersi d'accordo, anzitutto per gestire l'emergenza sul breve periodo e quindi pianificare politiche sul medio periodo per risolvere alla radice il fenomeno migratorio. Tanti governi europei stanno pensando un piano di urgenza per investire in quei paesi, investire intelligentemente per dare lavoro e educazione, queste due cose. Francesco infine mette in guardia contro la sempre più profonda crisi dei diritti umani, ha criticato ancora i troppi soldi che si spendono per gli armamenti e ha esortato a risolvere tutti i conflitti, non come Caino, ma con il negoziato, il dialogo, la mediazione. La mediazione, che è una figura giuridica tanto ricca, oggi è in crisi pure, crisi di speranza, crisi di diritti umani, crisi di mediazioni, crisi di pace. Torniamo sul territorio con la politica amministrativa. Sono iniziati a Santa Margherita Ligure gli incontri con i proprietari dei terreni sotto cui dovrà passare la galleria o su cui insisteranno le opere a corredo dello scolmatore e quindi interessati da espropri. Questi riguardano aree e terreni rurali o parti di essi e non casi e immobili ad uso residenziale. L'iter dell'opera, da 33 milioni di euro, finanziata e inserita nel progetto ministeriale Italia Sicura, procede. Il progetto definitivo è stato redatto ed è in fase di approvazione. Il prossimo passo sarà la variante urbanistica che il Consiglio Comunale dovrà approvare per poter procedere con la definizione della via e della conferenza intesa Stato-Regione Provveditorato. E intanto martedì 26 è stato convocato alle 21 il Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure. Sono iscritti 4 punti all'ordine del giorno, tra cui l'approvazione dell'aumento del capitale sociale di AMT e 3 istanze mosse dai gruppi di minoranza. Notizia questa che troviamo sul nostro sito. I 3 temi che la minoranza propone sono il servizio di raccolta dei rifiuti, la presenza dei bus turistici in città e le tariffe parcheggi cittadine. E le interrogazioni o le mozioni presentate dai consiglieri di Insieme per Santa nel Cuore, Progetto per Santa e La Voce della Città. La cronaca adesso: incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 15 a Chiavari, all'incrocio tra Corso Montevideo e Viale Tappani. A scontrarsi uno scooter e una macchina. Ad avere la peggio la persona in sella alle 2 ruote, una donna di circa 50 anni che ha riportato diversi traumi ed è stata trasferita all'ospedale San Martino di Genova. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 Tigullio Soccorso e la Croce Rossa di Chiavari. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno deferito in stato di libertà un 28enne originario di Bari per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Il giovane, ai comandi di uno yacht, lo scorso 13 giugno ha attraccato nel porto sammargheritese senza darne comunicazione preventiva all'agenzia marittima e facendo sbarcare una straniera di 36 anni non in possesso dei visti d'ingresso. Un cittadino ungherese invece di 31 anni senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri di Moneglia. L'uomo è stato fermato mentre stava accendendo un fuoco lungo la strada provinciale per il Bracco. Essendo privo di documenti è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti sull'identità, durante i quali ha opposto resistenza alle operazioni di fotosegnalamento, per cui è scattato l'arresto.
Per salvarsi, l'asilo ha bisogno prima di tutto di iscrizioni. L'invito arriva dal primo cittadino di Zoagli, che risponde così all'appello lanciato dalla Fondazione Merello in grave difficoltà nel garantire la riapertura della struttura il prossimo settembre. In attesa degli incontri già fissati a livello regionale, l'amministrazione conferma il suo impegno nel voler mantenere in vita il servizio. Sentiamo. L'iniziativa del Comune sicuramente ci deve essere, naturalmente ci deve essere con l'iscrizione, perciò tutte le famiglie debbono iscrivere i bimbi, perché un asilo senza bimbi non può essere un asilo. Che margine di manovra ha il Comune per comunque aiutare questa realtà? Se fosse comunale non ha margini ma ha obbligo, perciò non c'è nessun problema. Siccome l'asilo è una struttura, una fondazione a regime privato, perciò è un ente privato, perciò il Comune non può elargire fuori dalla legge soldi dei cittadini di Zoagli, darli a un privato anche se ha un aspetto sociale. Chi gestisce, diciamo, un asilo della tipicità di quello di Zoagli è come quello di Sant'Ambrogio, ha due leggi. Una è la 15, quella che va dai bimbi di 3 anni a 6 anni, noi lì stiamo versando ai bimbi 1.270 euro a bimbo, tenendo presente che forse è il più alto d'Italia. Sicuramente da Bogliasco a Moneglia è il più alto che ho verificato, perciò noi versiamo. E lì dove la legge ce lo permette, possiamo anche aumentare. Naturalmente questo lo dobbiamo dire in maggioranza, consultarmi con gli aspetti legali, perché solo con la legalità riusciamo ad andare avanti. La struttura è disposta anche a mettere in vendita una parte del suo patrimonio immobiliare, come il campetto che sta attualmente gestendo. Questo potrebbe risollevare, comunque dare un po' di respiro. Il Comune in questo caso potrebbe affiancarsi o meno alla decisione. Ma questo è una cosa da valutare, sicuramente potrebbe essere un'opportunità per gli aspetti, diciamo, pubblici. E sarà un fine settimana di studio, quello che sta per iniziare, per i ragazzi che stanno affrontando l'esame di maturità. Archiviate le prime 2 prove, infatti gli studenti lunedì mattina dovranno vedersela con la terza prova, al pari della seconda, la più temuta. Sentiamo com'è andata. Era una versione di Aristotele sull'amicizia, un brano abbastanza difficile, anzi proprio parecchio difficile. È stato proprio anche nello svolgimento della traduzione, è stata un'operazione difficile, ecco. Delle prove fin qui sostenute, qual è stata quella più difficoltosa da affrontare? Senza dubbio questa. Prima ho fatto la prima prova di italiano e devo dire che sia per me sia per tutto il resto della classe e anche altri studenti di altri indirizzi, altre classi, non c'è stato alcun problema, anzi le tracce erano belle, sono piaciute, tutte erano molto varie, interessanti, e questa senza dubbio sia per noi sia per gli altri indirizzi è stata veramente la prova più difficile, la più temuta e alla fine dobbiamo dire giustamente in questo caso. Per la terza prova su che cosa vi state preparando? Allora, si presume quindi di avere le materie esterne che da noi sono scienze, inglese e latino, e poi o filosofia o storia o matematica o fisica, quindi l'ambito è quello più o meno. Abbiamo già iniziato a ripassare, anche lì c'è un po' di apprensione ma meno che per la seconda prova. C'erano domande facili e domande però abbastanza difficili, ad esempio io ho fatto il secondo problema e il secondo problema non ho fatto l'ultimo punto perché era un po' complicato, cioè più complicato rispetto anche a quelli che facevamo a scuola durante le prove. Però nella norma io spero che sia andata bene, non mi pronuncio perché sono un po' scaramantica, però nella media secondo me è andata bene. Sarà così anche per la terza prova adesso quando si ritorna tra i banchi? Sì, lunedì terza prova, abbiamo 5 materie e il problema è che ne abbiamo 9 da studiare, quindi si vedrà quel giorno. Non ci si riposa comunque in questi giorni? No, per niente. Gli orali invece vi state preparando? Sono già state sorteggiate le lettere? Fino a quando si arriva? Dipende, allora per legge in teoria entro il 15 bisognerebbe finire, però ad esempio al linguistico ci sono le classi ESABAC, quindi quelli che fanno la maturità in francese, e loro vanno dopo perché hanno bisogno di prof speciali e quindi c'è gente che magari lo fa al 16-17 l'orale, è un po' lontano.
Anche il comune di Rapallo, capofila del distretto sociosanitario 14, aderisce all'avviso pubblico promosso dalla Regione Liguria per l'erogazione di voucher nido alle famiglie del territorio del distretto, che comprende anche i comuni di Zoagli, Santa Margherita Ligure e Portofino. Il bando regionale prevede 2 distinte azioni: una manifestazione di interesse già pubblicata dal distretto rivolta a nidi pubblici o privati accreditati e un avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti in Liguria per la presentazione di domande finalizzate all'ottenimento di voucher di inclusione e di conciliazione che si differenziano per specifici requisiti di accesso legati alla soglia ISEE. Le famiglie, per poter usufruire del contributo, possono presentare domanda fino al 20 luglio all'ufficio protocollo del comune sede della struttura dove hanno iscritto i propri figli. I moduli sono anche scaricabili dai siti internet dei relativi comuni. Voltiamo pagina, è stato presentato il programma dei festeggiamenti religiosi e civili in onore di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo. Quest'anno la città è interessata da importanti lavori in corso. Per questo motivo sarà variato il tragitto della processione mariana del 3 luglio, invariate invece le tradizioni popolari con le sparate e l'incendio del castello. Sentiamo. Noi quest'anno abbiamo fatto qualcosa di un po' diverso, perché sapete bene e conoscete bene le dinamiche che sta vivendo la nostra città, un periodo di cambiamento profondo, tantissimi lavori che naturalmente questi vanno a incidere sul percorso tradizionale, quindi ci sarà una processione leggermente cambiata, di fatto i fuochi rimarranno gli stessi, l'incendio sul castello sarà il medesimo, non cambierà, cambierà un pochino le distanze dove noi utenti potremo vedere questo meraviglioso incendio. E poi un percorso molto importante che abbiamo voluto valorizzare è il santuario di Montallegro. Subito dopo le feste di luglio ci sarà un percorso formativo per le famiglie di rivalutazione del nostro santuario e di forte sensibilizzazione delle famiglie, con una mongolfiera, con tantissime novità e con naturalmente un teatro all'aperto a Montallegro. Quali sono le novità del percorso della processione di quest'anno? Quando siamo in via della Libertà, dove c'è l'ex cinema Grifone, lì anziché procedere verso il lungomare, si girerà poi a sinistra e si andrà in primi Corso Matteotti, Corso Italia, Corso Assereto, quindi via Milite Ignoto, e si sosterrà dinanzi al castello più o meno nella consueta posizione. Terminato il giro del castello e lo spettacolo pirotecnico in onore della Madonna, e questo ci tengo a sottolineare, in onore della Madonna, poi si farà come un circuito, quindi dall'altro lato di via Milite Ignoto della piazza, nuovo Corso Assereto, e quindi si rientrerà in Basilica. Ci sarà anche un pellegrinaggio notturno? Come consuetudine, ogni giorno della novena, dal 23, primo giorno di novena, con partenza più o meno indicativa alle 3 del mattino, si sale su percorrendo antichissima mulattiera per poi celebrare la messa al santuario alle 5. Quest'anno sarà animata al suo santuario da diversi sacerdoti della nostra realtà, accompagnati dai gruppi giovani e anche dai giovani del nostro seminario, per pregare e affidare alla Madonna il Sinodo dei Vescovi che la Chiesa Cattolica celebrerà il prossimo ottobre in Vaticano. E come anticipato nell'intervista, da domani inizia la novena al santuario di Montallegro. Ogni mattina alle 3:30 la chiesa aprirà le sue porte ai pellegrini per la preghiera e per celebrare il sacramento della riconciliazione. Alle 4:20 inizierà la recita del Santo Rosario, alle 5 la messa con omelia e supplica. La novena dell'alba sarà caratterizzata quest'anno dalla presenza di sacerdoti e gruppi parrocchiali provenienti da diverse parti della diocesi. Ad iniziare il cammino di preparazione sarà Don Marco Gattorna con i giovani della Val Fontana Buona. La Santa Messa e la novena dell'alba sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 al canale 15. E il cammino di preparazione alla festa di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari inizia lunedì 25 giugno. Ogni mattina in cattedrale alle 6 la recita delle lodi e la Santa Messa celebrata dal Prevosto Don Gian Lorenzo Borzini. Alle 9:30 e alle 10:30 le Sante Messe. Alle 18 la messa presieduta da un canonico della cattedrale. Ogni sera alle 21 sarà celebrata la liturgia mariana animata da diverse comunità. Inizieranno il cammino le religiose della diocesi, a seguire il rinnovamento nello Spirito Santo, il movimento dei focolari, il cammino neocatecumenale e ancora Comunione e Liberazione e la comunità del seminario. Sabato 30 giugno, al termine della Santa Messa delle 10:30, i bambini offriranno i fiori alla Madonna nelle mani del Vescovo.
Ultima pagina, ha scelto Chiavari come porto di partenza. Goletta Verde, la campagna di Legambiente che si occupa di sensibilizzare e informare sui temi del mare. Fino a domenica l'imbarcazione sarà ormeggiata nella marina chiavarese e sarà aperta alle visite. Siamo saliti a bordo. Partirà da Chiavari quest'anno il periplo di Goletta Verde, la campagna in Legambiente che si occupa di sensibilizzare ed informare sui temi del mare e sulla tutela della costa. Partire dal Golfo del Tigullio per la sua doppia natura, marina e montana, in ottica di una migliore integrazione tra costa ed entroterra. Il viaggio della Goletta proseguirà con 22 tappe, che toccheranno tutte le regioni costiere italiane, fino ad arrivare a Trieste l'11 agosto, dove ci sarà un bilancio complessivo dell'attività svolta. L'allarme che noi lanciamo riguarda negli ultimi anni la foce dei torrenti e la foce dei fiumi. Purtroppo esistono ancora dei problemi di depurazione, in particolare nel periodo di luglio-agosto, quando sulla nostra costa si riversano decine, migliaia di persone. Noi vediamo il numero dei residenti nei comuni che a volte decuplica se non di più, e questo ovviamente appesantisce il sistema infrastrutturale della depurazione, che a volte purtroppo non risulta essere adeguato, e infatti anche nel periodo estivo vediamo talvolta sindaci costretti a vietare la balneazione. Goletta Verde negli ultimi anni si è occupata anche della cosiddetta marine litter, cioè dell'inquinamento del mare, delle nostre spiagge, dovuto ai rifiuti che hanno diversa provenienza, ma sono comunque evidentemente di origine umana. In particolare abbiamo visto l'80% di questi rifiuti è composto da plastica. Questa plastica purtroppo a causa dei moti ondosi, del vento e del mare si riduce, arriva a diventare di una dimensione inferiore ai 5 mm, in questo caso parliamo di microplastiche, possono appunto inserirsi anche all'interno della catena alimentare e quindi il rischio di ritrovarsi sulle proprie tavole. C'è abbastanza sensibilizzazione rispetto al tema nei non addetti ai lavori, e quali cose possono fare in piccolo per non inquinare le acque? Noi vediamo una sensibilizzazione crescente dal nostro punto di osservazione. Devo dire che quest'anno in Liguria, in particolare grazie agli interventi condotti con il volontariato e con il volontariato aziendale, abbiamo raccolto davvero tanta spazzatura, e dal nostro punto di vista questa è una utile e profonda sensibilizzazione. Ognuno di noi può contribuire, ovviamente, facendo intanto bene la raccolta differenziata nelle proprie case, cercando di comprare prodotti che abbiano pochi imballaggi, ricordando appunto che il conferimento di qualità della propria spazzatura permette di reinserire queste materie, che sono vere e proprie materie prime e seconde, materiali post consumo, che possono essere inseriti nuovamente in un ambito virtuoso che è quello dell'economia circolare. Domenica torna a Favale di Malvaro la giornata dell'emigrante, giunta quest'anno alla 58esima edizione, voluta dal Comune in collaborazione con la Regione Liguria e l'Associazione Liguri nel Mondo. Il programma è quello consolidato. Al termine della messa, che inizierà alle 10, ci sarà il saluto del sindaco e delle autorità presenti. Al termine la consegna del premio Radici, quest'anno a Luciano Belloni, titolare del ristorante Zeffirino di Genova, e il pranzo nella tensostruttura appositamente allestita nella piazza principale del paese. Maria Attanasio con La ragazza di Marsiglia, Margherita Oggero con Non fa niente e Rosella Postorino con Le assaggiatrici sono le finaliste della 34esima edizione del Premio Letterario Nazionale per la donna scrittrice Rapallo, promosso dal Comune. La terna è stata scelta dalla giuria dei critici tra le 106 opere in concorso. La stessa giuria ha assegnato il premio Opera Prima a Sabrina Nobile per Metà fuoco per metà abbandono, e il premio speciale della giuria, intitolato ad Anna Maria Ortese, a Ilaria Scarioni per Quello che mi manca per essere intera. Le 3 opere finaliste, ai fini dell'assegnazione del premio principale, saranno votate congiuntamente dalla giuria dei critici e dalla giuria popolare nel corso della cerimonia conclusiva, che si svolgerà a Rapallo sabato 4 agosto sul lungomare Vittorio Veneto. Festa invece domani a Gattorna, nel comune di Moconesi, per l'inaugurazione della nuova sede distaccata del Radio Club Levante. È stata allestita in via dei Caduti 4, servirà alla prevenzione, all'assistenza e al soccorso di una decina di comuni situati nell'Alta Val Fontana Buona. Il taglio del nastro e la benedizione dei locali è alle 11, saranno presenti, oltre al sindaco di Moconesi, anche i primi cittadini del comprensorio, autorità regionali e militari e associazioni di volontariato. E adesso nella nostra scheda altri appuntamenti in agenda per la giornata di domani.
Appuntamenti in agenda per sabato 23 giugno. Competizione di fotografia subacquea a Zoagli dalle 9:30 alle 12:30 nella palestra. Tradizionale appuntamento con il mercatino dei sapori a Chiavari dalle 10 alle 20, le bancarelle enogastronomiche in via Rivarola. Il Centro Giovani di Chiavari organizza la mostra Art Boom 2018, live painting, musica, moda e fotografia, dalle 11 alle 20 in via delle Vecchie Mura. Alla Società Economica di Chiavari si terrà il convegno sul futuro dei giornalisti con la partecipazione di esponenti nazionali dell'Ordine dei giornalisti. Inizia alle 11. Si parlerà di regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e tutela della libertà di informazione. In via dei Caduti di Gattorna alle 11 sarà inaugurata la nuova sede del Radio Club Levante. La casa di riposo Pietro Torriglia invita al concerto Gente di Mare che si terrà alle 15:30 nel giardino di via Preli 4 a Chiavari. Inizia la mostra d'arte contemporanea in Val Fontana Buona, organizzata dall'Ashtu Cuneo e dalla Proloco di San Colombano. Visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 20 nel Museo del Damasco di Lorsica. L'ex calciatore Antonio Cabrini sarà ospite all'inaugurazione della mostra di maglie dei mondiali di calcio. Appuntamento alle 18 nel Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure. La scuderia Auto Moto Retro Levi organizza nell'area sportiva di San Bartolomeo l'ottava Passionauti in Festa 2018. Alle 19 l'apertura degli stand gastronomici e alle 21 ballo con l'orchestra Mary Maffeis e Luigi Beghini. Festa di San Giovanni Battista, Santa Maria del Campo di Rapallo, alle 19 apertura degli stand gastronomici, alle 21 serata danzante con l'orchestra di Paolo Bagnasco. Settima edizione della manifestazione nazionale Occhi su Saturno, curata dagli astrofili del gruppo Arcturus. Ritrova alle 19:30 ristorante da Prevetto di Santo Stefano d'Avito e serata osservativa al Passo del Tomarlo. Terza edizione della notte romantica nei borghi più belli d'Italia, Fatapa Framura, nel borgo di Fornaci, stand gastronomici dalle 20 e DJ set dalle 21:30. Nel borgo di Setta, concerto di jazz e bossa nova alle 21:30. Al Parco Renzi del Lungo Intella di Chiavari andrà in scena lo spettacolo del comico Maurizio Lastrico, inizio alle ore 21. Letture poetiche sul mare della Liguria, a Bonassola, alle 21:15 nell'ex oratorio di Sant'Erasmo. Concerto di inizio estate alla Filarmonica Cristoforo Colombo di Santa Margherita Ligure, inizio alle ore 21:15. Per la festività patronale di San Giovanni Battista, alle 22:15 ci sarà l'accensione del falò nel gretto del fiume di Deiva Marina. In chiusura notizie di sport, la Rapallo Pallanuoto disputerà le finali nazionali del campionato nazionale Under 17 femminile in programma a Trieste dal 2 al 5 luglio. Le gialloblu sono approdate alla fase conclusiva del campionato, chiudendo al primo posto la semifinale ospitata alla Nannini di Firenze. Le ragazze allenate da Annette Netti Ghiore hanno vinto contro il Padova 2001, il Como Nuoto e la Rarinantes Florenzia. Lo scorso anno le gialloblu Under 17 hanno conquistato la medaglia di bronzo. Obiettivo anche per quest'anno è centrare il podio con tutte e tre le formazioni giovanili. E si è svolta al Circolo Golf e Tennis di Rapallo la 14ª edizione dell'Invitational Shipping Pro-Am di golf a sostegno della Fondazione Malattie Renali del Bambino che opera in favore del Gaslini. Come da tradizione sono scesi sul green imprenditori, manager e professionisti del mondo dello shipping e dell'economia, nonché alcuni noti volti sportivi. Grazie alla passione e all'impegno comune di organizzatori e di generosi sponsor sono state oltre 1.400.000 di euro raccolti nel corso degli anni, 120.000 soltanto nel corso di questa ultima edizione. Grazie a questi fondi devoluti alla Fondazione si sono supportati il reparto di nefrologia e il suo laboratorio all'ospedale Gaslini, contribuendo a farli diventare un centro di eccellenza a livello internazionale. E con questa notizia di solidarietà si conclude questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani 12:45 con la prima edizione del TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.